Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuova settimana con Buongiorno 131, lunedì 17 novembre che ci porta a fine settimana, sabato alle ore 15 per la sfida contro il Genoa. Do il benvenuto a Francesco, ben trovato Fra, come stai? Buongiorno, benissimo, tutto a posto? Benissimo, tutto Aspetta a posto. Tutto a posto? E niente in ordine? A chi stai scrivendo? Aspetta. Ai vigili urbani. Ai vigili urbani, perché c'è uno scooter che disturba. Esatto. Aspetta, eccolo qua, a posto. No, Vai. aspetta. Ok, mi mancava una O. Avevo ancora il sottopancia utilizzato per l'asta di Fantacalcio, non era il caso. Sei sano, sei. Non voglio sapere cosa ci fosse scritto dentro, guarda. Allora, Ignorerò. salutiamo Fudge che dice buondì, settimana ansiogena pre-Genoa. E ci sta. Addirittura, ansiogena. Salutiamo Sono Tracada, possessivo. ben trovato. Grazie Sergio per la condivisione. E Tracada dice poche soddisfazioni dal calcio ultimamente. Insomma, ieri Dipende, c'è se stata ti una fate partita. Norvegia. Esatto, se ti fate Norvegia siete contentissimi. Ciao Rossana, ben trovata. Rossana, possiamo dire che è una degli utenti, degli abbonati più attivi nella chat. Grandissima. E sta imparando bene a giocare al fantacalcio. Nonostante Ciao Marco, i consigli ben di Luca trovato. Di Leonardo, incredibile. Sì, perché Nonostante. perché c'è un aneddoto su Incredibile questo. Cioè, chi l'avrebbe perché mai noi- detto? Vabbè, noi abbiamo comunque commentato la sua squadra e gli ho detto perché non cedi Leao e prendi Lautaro? Ecco, Leao da quella settimana dopo ha iniziato a segnare, penso che riuscirà anche a riprenderselo. Quindi nessun odio, grande Rossana. Allora, dicevamo, al di là della nazionale mi pare c'è poco da dire, Fra. Passiamo direttamente al Cagliari che È un interessa- tema che non mi appassiona, posso dire, la nazionale. È un tema che, devo essere sincero, negli ultimi anni veramente ha smesso di appassionarmi. ci Vuoi credo. perché, insomma, alla fine non te ne devi occupare, vuoi per tutta una serie di cose, però Beh, lì ci sarebbe solo il lato tifoso, diciamo. sì, A questo vabbè, punto. ma- Però in effetti non è che dia tutte queste soddisfazioni. Se Eh, penso che ci sono se è proprio bambini del lato di... tifoso, direi che, guarda, Infatti, sono bambini di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia ai mondiali. Questo è assurdo. Se ci pensiamo, abbiamo avuto anche i mondiali qua a Cagliari nel 90. Vabbè, erano Sì, vabbè. altre epoche. Ieri Decisamente. ma l'hai vista? Ho visto il primo tempo. Ecco, quindi hai visto quello bello. Sì, però ero sicuro che la Norvegia avrebbe iniziato a giocare nel secondo tempo, che poi alla fine non ho visto per altri motivi, ma era evidente che non stessero giocando. Sì, Cioè, erano fermi, quindi poi, insomma, appena hanno iniziato a giocare si è vista la differenza, si è vista la distanza tecnica, fisica, mentale, tutto quello che volete. Poi
È anche vero che sicuramente la Norvegia non è una squadra di grande tradizione dal punto di vista calcistico, sicuramente lo è molto di più negli sport invernali. Però è anche vero che questa squadra è veramente ricchissima, cioè ci sono tantissimi giocatori di grandissimo talento, al di là di Haaland, che chiaramente è quello che ruba l'occhio di più perché è il campione assoluto. Perché segna sempre. No, perché poi comunque è il giocatore di livello più alto che la Norvegia, tra i primi 5 del mondo, secondo me, senza dubbio. Il problema è che tutti gli altri, presi singolarmente, in questo momento sono più forti dell'Italia. E tutte anche le polemiche, no, ma ci vanno troppo, in Sud America è facile, in Africa è facile, c'è stato troppo spazio. Ma data, come si suol dire. Cioè, ma veramente stiamo parlando di queste cose? Alibi. Veramente il problema è questo? Cioè, sinceramente, ecco, come dice giustamente Fabrizio, cioè, la difesa messa ieri dall'Italia era ridicola se la si confronta a quelle di 20 anni fa, ma forse anche di 15 anni fa, banalmente. Il discorso è che questo è quello che produce il campionato italiano e siccome settimana scorsa abbiamo parlato a lungo di calcio italiano noioso, calcio italiano brutto, tutto quello che volete, ed è fondamentale, secondo me, mettere sul tavolo di questi temi. Io ieri ho detto, ma se Mina fosse italiano giocherebbe tranquillamente titolare in questa difesa, cioè sarebbe più forte di quelli che stanno giocando in questo momento in nazionale. Invece Mina fa la riserva in Colombia. Cioè, questo secondo me fa capire effettivamente quanto poi il livello in generale del calcio italiano sia scaduto. E lo si vede, cioè la nazionale è soltanto un'altra faccia della stessa medaglia. Cioè, quello che si diceva la scorsa settimana è perché il catenaccio, il contropiede, il gioco all'italiana, non è quello il problema, perché tu potresti fare quel tipo di calcio con giocatori forti e ottenere risultati. Il problema è che in questo momento manca tutto. Manca il modo di giocare, mancano i giocatori, manca un'unità globale. La famosa identità manca. Sì, a livello di ambiente, dalla federazione alla squadra, ai tifosi, e quindi non lo so. Cioè, secondo me questo è il momento che stiamo vivendo come calcio italiano, piaccia o non piaccia, è così. Non so. Io non sono così convinto su quello che dice Alessandro, manca la materia prima. Secondo me la materia prima c'è. Il problema abbiamo visto con tutti gli ospiti che abbiamo avuto, che comunque magari sono allenatori, fanno l'academy. Manca comunque la libertà da parte del giocatore, troppa tattica. Per dire, quei 4 che abbiamo messo, presi singolarmente, sono validi, ma Di Lorenzo non gioca più in una difesa a 4. Di Marco non gioca a terzino sinistro in una difesa a 4. Mancini e Bastoni giocano nella difesa a 3. Ti fermo un secondo. Cioè, tu quante volte hai visto giocare in nazionale italiana un giocatore o giocatori che non erano titolari nella propria squadra? Beh, Fratesi. No, prima di questi ultimi anni, sto dicendo del passato. Ah, no. Beh, un tempo andare in nazionale era proprio un cioè, premio. secondo te Italia 90 era possibile che uno dei giocatori titolari della nazionale o anche uno dei convocati della nazionale non fosse titolare nella sua squadra? No, stiamo parlando di... A Germania 2006, pensi che stavo andando Francia 98, ma andiamo più avanti, no, perché sennò poi sembra che stiamo troppo indietro, no? Quindi ho fatto un salto di 16 anni, no? Cioè, invece di fare Francia 98 andiamo direttamente a Germania 2006, così ci capiamo meglio, che è l'ultimo mondiale vinto dall'Italia. Cioè, parliamo comunque di un sistema globale del calcio italiano che esprime pochi talenti e in generale la Serie A è diventata un campionato o di passaggio
per chi poi deve esplodere, guarda Kvaratskhelia che è andato in Francia, non è che è andato a giocare nell'Arsenal, sì, è andato al PSG, ma è andato a giocare in Francia comunque, però l'obiettivo è giocare, no? Giocare la Champions, fare qualcosa di... Ecco, cioè questo è il discorso. In Italia noi appunto ieri si è giocato con Fratesi, che tu hai detto, Fratesi è un giocatore fortissimo, no, non tutto metto quello in che dubbio, volete, giocherebbe ovunque, però nell'Inter era un non giocatore gioca. che non è titolare, E quindi gli manca comunque il ritmo gara. e ha segnato Esposito che nell'Inter non è ancora titolare, poi magari lo sarà, però ancora non è titolare. Cioè, poi alla fine diventa... non ti inventi niente secondo me nel calcio, e la colpa sicuramente non è di Gattuso, così come non era al 100% di Spalletti, così come a suo tempo non era di Mancini. Io credo che in questo caso gli allenatori siano anzi non l'allenatore, il selezionatore sia forse il capro espiatorio ideale in una situazione del genere, ma è globale il discorso, è globale. Sì. E soprattutto è reiterato da anni, infatti Davide dice il triennio con Mancini 2018-2021 fu forse una congiunzione astrale che ci fece cullare senza renderci conto del disastro tecnico, progettuale e politico. Hai messo praticamente la polvere sotto il tappetino, perché li hai vinto, ok, abbiamo risolto a posto. Cioè adesso è proprio un reset completo, per poter riniziare, perché non ti puoi più cullare sugli allori, che allori Ma non ormai è sono neanche finiti. non è neanche questione di allori, secondo me è proprio una questione generale. Dovresti imitare quello che hanno fatto altre nazioni che questa situazione l'hanno vissuta magari negli anni 90 o a inizio anni 2000. Cioè, ricordiamoci che la Germania, prima del Mondiale 2002, in quegli anni dopo la vittoria anche un po' casuale, secondo me, dell'Europeo del 96, dal 90 al 2002, tolto quella vittoria agli europei, per il resto ebbe grosse difficoltà. Per esempio la Germania è rinata nel momento in cui sono stati di fatto inseriti, ma non gli oriundi nazionalizzati, cioè quelli che arrivano da fuori perché hanno passaporto tedesco, ma quelli che hanno passaporto tedesco perché vivono, sono nati e cresciuti in Germania e però arrivano da altre nazioni d'origine. Sì, sì, Penso sì. a tutti i turchi che fanno parte della Germania, ma non soltanto, insomma. Questo è un po' il discorso. Vedo che nelle giovanili questo livello di integrazione si sta avendo molto di più, per fortuna, perché io, ripeto, sono assolutamente sono a favore dell'integrazione da questo punto di vista, e non bisogna inventarsi niente, cioè secondo me non bisogna inventarsi niente, semplicemente bisogna tornare a fare l'Italia basandosi su quelli che sono i principi di calcio che hanno fatto forte l'Italia nel passato, però senza ghirigori, senza cose particolari, senza, no? Il vero problema è che, per esempio, nelle nazioni giovanili, in molte nazioni giovanili, c'è già quel brutto vizio di convocare giocatori sponsorizzati. Cioè, chi arriva da una certa squadra, chi fa parte di una certa scuderia di procuratori e quant'altro, e quindi poi alla fine se tu porti avanti questo tipo di modello unicamente per cercare di salvare l'aspetto economico di pochi, E alla fine fai il patatrack, c'è poco da capito? fare. Cioè, o hai veramente tantissimo talento, cioè che tu esci in giro e dici oh cavolo, Sì. ma guarda E che... non è questa la situazione. Cioè, se tu vai in giro, adesso noi usciamo, adesso è orario di scuola, però metti primo pomeriggio oppure la domenica, esci in giro nelle città italiane, quanti bambini vedi che stanno giocando per strada? Zero. A Cagliari zero. Forse in qualche piazzettina, ma così. Guardata a vista ovviamente, ma vabbè, lì è cambiato un po' tutto. È No, una ma il discorso è, situazione... cioè, il discorso generale secondo me è così interessante giocare a pallone, senza andare a fare le solite demagogie e quant'altro, no? Dico, è così divertente? Io quando ero bambino, cioè, la cosa che volevo fare di più in assoluto era giocare a pallone. Ora non lo so. Ora non lo so.
capito? Dice A Nino, ne tennis, vedi dice tante. Pierp, il problema del tennis però è che il tennis è un gioco singolo, cioè uno sport del singolo, non uno sport di squadra, quindi è più facile da quel punto di vista avere anche meno numeri, però avere un livello più alto. Quindi questo è un po' il discorso secondo me generale. Però adesso il nostro primo ospite, che vedo che si è appena collegato, Sì. che arriva da una nazione dove pochissimi, cioè dove veramente ci sono pochissimi abitanti, ma ha sempre espresso un livello altissimo di calciatori, cioè sia di calciatori per quanto riguarda la nazionale, ma anche giocatori esportati un po' in tutto il mondo, che è l'Uruguay, che conosciamo bene in Sardegna e a Cagliari nello specifico. Quindi, cioè, anche lì non è una questione di densità di popolazione e quant'altro, è proprio probabilmente una questione di cultura. Comunque, mentalità. Facciamo ce entrare. l'abbiamo, il nostro primo ospite, facciamolo entrare, ovvero Nicolás Madero, difensore del Budoni. Eccolo. Ciao Nico, come stai? Ciao, buongiorno, mi Ciao vedete Nico. bene? Benvenuto, Sì, perfetto. perfettamente, Grazie. perfettamente. Alla grande. Come stai? Tutto bene? Bene, tutto a posto. Dormendo poco, che Ieri, abbiamo un bambino di 14 mesi a casa, ma bene. Dai. Auguri allora. allora auguri per questo, ma è Grazie assolutamente, mille. è assolutamente comprensibile, diciamo questo. Allora, Sì, Nicolas, sì, sì. difensore goleador del Budoni, in questo momento la migliore sarda nel girone D, siete al quinto posto, quindi l'ultimo valido per i playoff. Tu sei in Sardegna da un paio d'anni oramai, tra Ilva Maddalena e Monastir. Quest'anno Budoni, ti aspettavi un inizio così buono della vostra squadra? Buono e non buono. Cioè, siamo partiti in maniera un po' instabile, tra infortuni, sanzioni. C'è stato un comincio di campionato non tranquillo, diciamo. Poi ovviamente la squadra c'è, si lavora tanto, lo staff è forte, sapevamo che era questione di tempo, che facendo le cose giuste potevamo tirare fuori qualcosa di positivo. Penso che vabbè, sta cominciando, no? Non è il momento di guardare più là, però sì è vero che io almeno già alla mia età mi sto godendo la stagione, perché è vero, scendere in campo e sapere che vuoi guardare negli occhi a tutti quanti, no? Assolutamente sì, 3 vittorie di fila per la banda Cerbone, l'ultima sabato contro il Cassino. Ci dispiace Rocco, però Rocco Leone, Esatto. tifoso del Cassino, ci dispiace, non è fatto apposta. Vittorie anche contro il Real Monterotto del Monte Spaccato, entrambe in trasferta, entrambe di misura. Stiamo vedendo appunto in classifica quinto posto, 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Da neopromossa, Nicola, perché bisogna ricordarlo che l'anno scorso il Budoni giocava in eccellenza. Sicuramente non è una cosa banale. No. Cioè, penso che poi neopromossa, non neopromossa, quando scendi in campo, almeno in queste categorie che io considero che ormai non ci sono fenomeni, no? Mamma mia, fa un vento qua. Non ci sono fenomeni, quindi tutto si livella, anche perché oggi ci siano dei mezzi, delle informazioni per prepararsi bene le partite, quindi diventa più difficile fare differenza tra le squadre, ma anche più bello di vedere il calcio anche in queste categorie, no? Vai a un campo come il del Monterotondo, che è una squadra che in teoria ha pochi punti, è una partita sofferta fino alla fine. Viene il Cassino qua che ha 4 punti e la partita si sblocca con un rigore, perché sennò
se non succede quell'azione non sai come va a finire la partita, capito? Cioè, voglio dire, non è che noi siamo andati dopo una brutta sconfitta in casa, siamo andati a giocare con la Scafatese, ce l'abbiamo giocata a viso aperto, e potevamo fare anche qualcosina in più. Quindi voglio dire che sì, magari sulla carta uno può pensare neopromosse, dei nomi, questo e l'altro, ma la categoria è quella che è, poi ovviamente tutte le squadre, le società, gli staff, ovviamente noi giocatori mettiamo il massimo per quando scendiamo in campo portarci a casa il nostro, no? Assolutamente sì, si sta creando comunque un bel gruppo, direi, Nicolas, perché i risultati poi lo dimostrano, come hai detto tu, se no non si sarebbero vinte determinate partite, anche chiuse, partite non semplici. Tu appunto sei un nuovo acquisto all'inizio di questa stagione, eri uno dei nuovi. C'era qualcuno che è rimasto anche dall'anno scorso. Che gruppo si è formato in questi primi mesi Sì, con sì, Cerbone allenatore? un gruppo bello, un gruppo sano, poi un gruppo che ormai cammina dritto dietro quello che vuole un allenatore che tutti lo conoscete per la traiettoria già che ha, è un uomo con una personalità anche forte, che parla chiaro, che sa cosa vuole, e fa capire anche cosa vuole di noi, quindi quando te hai anche una persona che lascia chiaro chi comanda, no? E verso dove si deve andare, è anche più facile, anche perché siamo un gruppo abbastanza giovane, di ragazzi bravi che vogliono imparare, che ascoltano, che hanno una buona predisposizione, questo rende tutto anche più facile. Qual è secondo te il vostro punto di forza principale? Come? Qual è secondo te la vostra forza maggiore, il vostro punto di È forza? proprio questo che stiamo formando, perché dietro di questo anche viene la identità che vogliamo avere e la squadra che vogliamo essere, una squadra che va sempre a 3000, che sa che se abbassiamo un po' la tensione non basta, però che se siamo quelli giusti, come ti ho detto prima, guardiamo in faccia a tutti. E penso che il punto di forza sia proprio questo, il voler sempre migliorare, essere autocritici, la voglia di crescere e fare qualcosa di importante. Luca? Ti chiedo, Nicolas, io guardando un po' le statistiche del Budoni, il Budoni va meglio in trasferta che in casa, addirittura in trasferta ha subito solo un gol. C'è una motivazione particolare oppure è casuale? Perché il Budoni, come ruolino da trasferta, sarebbe secondo, in casa invece è 13°. Quindi c'è una Sì, differenza. A cosa è sì, è dovuta vero, è questa una cosa differenza? particolare questa. Infatti. Anche perché il Budoni per storia è una squadra che a casa è molto, molto forte, è difficile da affrontare. Guarda, penso che non ci sia un motivo concreto, è una cosa che fino adesso è stata così, speriamo che dopo questa partita questa dinamica cambia, riusciamo a tenere anche questa tensione a livello competitivo, che credo che magari è quello che ci stava mancando un po' a casa, perché ormai più là del risultato le partite noi le abbiamo sempre fatte, sempre abbiamo fatto il nostro, no? Ci ha mancato quel qualcosa in più che poi quando andiamo fuori casa, sia per il motivo che sia, magari anche per questa situazione di sapere che a casa non abbiamo vinto e adesso dobbiamo andare fuori e fare, sai, Sì, sì. tutto quello che si possa per rimediare la situazione, sì riusciamo a tirare fuori. Però è una cosa, non è che non è
sicuro non è per non voler vincere, tutti vogliamo vincere, vogliamo fare bene sia in casa che fuori. È anche vero che abbiamo fatto una partenza fuori casa spettacolare, e io per la mia esperienza preferisco guardarla a quel punto. Rimango con la sensazione positiva che perdendo no, la partita l'abbiamo sempre fatta, poi tante situazioni come quella prima col Monastir, espulsioni, 2 infortuni o 3 che poi ci avevamo portato indietro non per settimane, per mesi, come il caso ad esempio di Arancino che è rientrato ancora settimana scorsa dalla prima di campionato. Le partite alla fine si decidono per circostanze, Sì, no? vabbè. Piccoli dettagli. I dettagli. Quindi no, preferisco guardare sempre il bicchiere, come diciamo noi in spagnolo, mezzo pieno. Giustamente. È vero Ci che sta. in questo comincio di stagione le partite in casa sono andate un po' così, però è anche vero che la squadra ha sempre risposto, anche fuori casa, che in questa categoria sapete che è molto, molto difficile. Infatti. Quindi quello che è passato, non possiamo tornare indietro. Infatti c'è sempre la partita dopo, come in partita quando si sbaglia c'è sempre la palla dopo, quando si perde c'è sempre quella dopo, e questo è lo che facciamo noi, no? Guardare avanti, continuare a lavorare e poi a fine anno si faranno i conti. Giustamente, ma è questa capacità di diventare bomber, di essere bomber, perché sei il capocannoniere del Budon in questo inizio di stagione, è particolare, Sai che questa è un una cosa che difensore. queste settimane ovviamente me la tomo come un scherzo, io queste settimane me lo dicono spesso, questo mi fa pure sentire un po' scomodo, perché non la posso prendere con serietà ovviamente questa cosa di bombero, è una cosa circostanziale, cioè noi quando andiamo in attacco, palla ferma, abbiamo le stesse possibilità di buttare la palla dentro che chiunque che è lì. Mi ha toccato a me queste partite, ma per me, ti dico, sono più contento questa settimana, te lo giuro, che abbiamo vinto e non abbiamo In preso gol, casa? che quando facciamo che con la Nocerina, che abbiamo girato un 3-2, avevamo preso 2 gol che non si possono prendere, perché alla fine io lavoro tutta la settimana, sono molto ossessivo con questa cosa e lavoro e mi preparo per non prendere gol. Quando arrivo la domenica e prendo gol è come una piccola delusione dentro di me. Poi la gioia, ovviamente, il gol è la cosa più bella dentro il calcio, però a me personalmente, già con l'età che ho, preferisco che il mio attaccante faccia 25-30 gol a campionato e avere 10-12 partite la porta a zero, che fare io da difensore gol, che alla fine mi cambia e non mi cambia niente. Assolutamente. C'è qualche attaccante che ti ha colpito particolarmente in questo inizio di stagione, Nico? Qualche Da attaccante che marcare? sia, scusa? Che ti ha colpito particolarmente? C'è difficile da marcare, forte, che ti ha messo in difficoltà? Io in questa categoria tutti hanno qualcosa. L'ultima volta che ero venuto per fare la D era nel 2017, che arrivavo della C di Spagna, e non la ricordavo così la categoria. Poi sono stato in D in Spagna gli ultimi anni e 2 anni fa sono tornato qua per circostanze personali. E ho fatto 2 anni l'eccellenza, che un anno l'abbiamo vinto con l'Ilva Maddalena e l'anno scorso abbiamo vinto con il playoff con Monastir. E magari la differenza è questa, che magari in eccellenza ti trovi uno ogni 2-3 partite che magari ti fa una partita un po' più scomoda, ma qua tutti hanno qualcosa. Bueno, tutti parlano di questo della Scafatese, che è un bel animale. Magari io sono uno che va più scomodo con uno che le piace meno la guerra, no? Che va più a
agli spazi. Io devo affrontare un giocatore come lui e come Maggio magari è per me più stimolante, più divertente, perché viene al terreno mio, no? E magari ti trovi con uno che ti fa correre già a 32 anni e dici magari preferisco uno che, capito? Però sì, è bello anche perché tutte le partite ti obbligano a stare al 200% e come ti ho detto prima è una cosa che mi sto godendo. Ogni domenica è una sfida e anche per questo, perché sai che sia qual sia la squadra, ti dico, l'attaccante ad esempio di questa settimana del Casino non lo conoscevo io, un animale 1,90, 2 gambe così, mi ha preso saltando da fermo, mi ha fatto mangiare l'erba 10 minuti del primo tempo e hanno 5 punti, capito? Non è... Sì, sì. Sì, Quindi, bisogna sicuramente, è un penso che è un discorso campionato generale. equilibrato. Poi a 32 anni già devi essere concentrato con tutti perché fisicamente non puoi regalare niente. Assolutamente. Segui un po' il calcio anche di Serie A? Cioè, tipo guardi il Cagliari, la Serie A, oppure no? O non c'è tempo? Ciao, buongiorno. Se abbiamo perso. Nico? Eccoti, adesso Ci senti? vediamo. Forse. Mi sentite, Ra? Io non vi sento adesso, eh? Ci senti adesso? Mi sa di no. Aspetta, Proviamo. Gli dico di uscire, di rientrare come al solito. Esatto, in come questi ogni lunedì, momenti. come da tradizione, il lunedì dal nulla poi. Cioè... Sì, si è proprio frizzato. Ecco, è uscito, vediamo se. Vediamo. Nel frattempo salutiamo Roby, ben trovata Roby. Allora, Rocco diceva di chiedere come ha visto il sì, Cassino. In realtà l'ha sì. detto Rocco, ha detto che comunque nonostante i 5 punti il Cassino è una squadra ostica, una squadra che Un fa bel il suo. attaccante che Sì, l'ha fatto sì, un attimino sì. penare. Quindi, Come di assistenza per modem. Credo che sia un problema più di ripetitori che di modem qua, in questa situazione. provi a Vediamo un spegnere e po'. riaccendere. Vediamo tra Signora? un po'. Vediamo tra un Signora? po' il collegamento telefonico. Signora? Comunque, internet Aspetta che... va bene. Diciamo, In come quei Italia, sì. servizi? Sì. In Italia, Direi non solo in Sardegna, in Italia. direi che va bene. Siamo soddisfatti. Come lo reputa il servizio? Pessimo. Ecco, aspetta, vediamo che... Vai tu. Vediamo. Eccoci. Ci senti adesso? Sì, vi sento bene. Perfetto. Ti chiedevo, prima che saltasse la connessione, se segui la Serie A, quindi magari anche il Cagliari o in generale, oppure se non c'è tempo. Onestamente, da quando è nato Tiziano non mi seguo manco a me. No. Questo è Guardo bellissimo. molto poco, perché il bambino non ti lascia un attimo. No. Quando arriva magari un'ora di una partita, alle 8, alle 9 di sera, vai a addormentarlo a lui e ti addormenti con lui. Ti svegli alle 4 del mattino che non sai dove sei. Esatto. Quindi Ovviamente. Verissimo. Ovviamente. Luca? Ti chiedo, prima di lasciarti, sul discorso Uruguay-Sardegna, nel senso che noi abbiamo avuto tanti giocatori in Sardegna che hanno trovato appunto nella Sardegna una, diciamo, replica in versione piccola dell'Uruguay, nel senso che c'è l'identità, si vuole tutti bene, cioè c'è proprio questa associazione Uruguay-Sardegna. Anche tu hai trovato questa situazione, cioè ti trovi bene in Sardegna? Discorso, vabbè, per giocare, però come ambiente ti ricorda un po' l'Uruguay, perché noi abbiamo avuto diversi ospiti e negli anni chi è venuto qua fondamentalmente non vuole andare via e li ricorda tanto la propria patria. Sì. Avete avuto fenomeni, no? Francescoli, O'Neill.
Eh, Mitici. per me magari dei giocatori più forti che abbiamo dato, soprattutto Francesco Leonil sono bandiere. Ci credo. Io qua mi trovo non bene, benissimo. Più là del calcio, indipendentemente del calcio, tutti i posti dove sono andato mi sono trovato come a casa. Eh, la gente, la vicinanza, la volontà di sempre dare una mano, di stare vicino. Eh, la verità che poi quest'ultima esperienza, l'esperienza magari di Nuoro nel 2017 non era stata bella perché a livello sportivo le cose non erano andate come si aspettava e qua 10 anni fa questa categoria era particolare, se i risultati sportivi non arrivavano eh, era complicato. Poi in questa seconda esperienza mi ha toccato sempre vivere dei momenti belli, quindi tutto è più facile, no? Tutto è più fluido. Quindi ti posso dire che poi è nato mio figlio e ho scelto tornare qua. Quindi puoi immaginare per godermi soprattutto i primi anni suoi, la serenità, i posti belli, sempre qualcosa da fare, eh, diciamo in un ambiente un po' più tranquillo e familiare. Quindi sì, sì, c'è molto da simile. Infatti penso che tutti lo dicono, no? Anche Sì. Nandes quando è venuto Sì. qua parlava di questa cosa, che trovi nel mondo un posto che è come stare a casa tua. È strano, ma è così, è vero. E ci sono Sì, tra tantissimi l'altro, chilometri di distanza, tra l'altro, però Tantissimo, negli sì, sì, anni, sì. insomma, c'è questa tradizione Uruguay-Sardegna che viene rinnovata di anno in anno con sempre qualche Sì, nuovo sì, sì, giocatore sì. che arriva e che comunque sta benissimo, ecco, Poi, parliamo poi ti dico, sicuramente. è facile scegliere la Sardegna, ecco, il mare che avete qua, il clima, cioè non è che stiamo venendo alla guerra. Già, quello, hai quello ragionissimo. È un sicuro. posto che è un posto che fa piacere venire. Poi ovviamente conosci la gente e quello che ti porti via soprattutto, no? I rapporti, amici, in certi casi famiglia, perché io ho fatto degli amici qua che sono diventati praticamente famiglia, quindi sì, penso che è una cosa che continuerà a succedere, poi perché ogni anno che passa mi trovo con ogni squadra che vedo qua con 4 argentini, 2 uruguayani, un chileno, ormai, sì, Sei in casa, ormai dai. magari stiamo esagerando un po', dovete fermare un po'. Va bene. Nico, grazie davvero di essere intervenuto No, stamattina con noi, è stato un vero piacere. Ci vediamo presto in campo, in bocca al lupo a te e al Budoni che ringraziamo ovviamente per la disponibilità. Un abbraccio forte e grazie, saluta anche tuo abbraccio per voi. figlio. Ciao, Ciao Ok? ciao, Nicola, grazie. Ciao, 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 buona ciao ciao. giornata, Nico. ciao ciao. Eccoci Perfetto. qua. Allora, vediamo un po', adesso bisogna un attimino organizzarla. Che Io cosa? chiamo la chiamata perché adesso devo togliere l'audio. Allora, cambio l'audio, così mi dite già come mi sentite. Ti sentiamo, questo è già un problema, quindi insomma. Ecco. Perché qui non trovo... Ah, bello, eccolo qua, a posto. Come mi senti ora? Ti sento. Perché non l'ha preso, ecco perché. Ecco perché mi senti bene. Vabbè. Come ogni lunedì. Meraviglia. Perché non lo prende da qui? Prova. Io ti sento sempre come prima, non sento differenze. Ah, perché StreamYard probabilmente devi cambiare. Ah, beh, certo. Da qui, ovviamente. E ora? Non lo sai tu. Ah, ecco. E ora E come mi ora senti? sento il ritorno. Mm. Quindi non parlerò. No, allora, aspetta. Sai cosa facciamo? Io adesso chiamo il mister. Lo metto in collegamento. Quando tu smetti di fare la domanda, ti muto. Ok, perché tanto il problema ce l'hai tu con me, io non con te. Ok? Sì. Proviamo a chiamarlo.
Però mi metto in muto, nel frattempo I potenti mezzi di Luca Di Leonardo. Sì, vabbè. Tutto ciò perché Mister Ballardini, che appunto è l'ospite di questa seconda parte di puntata, non riusciva a collegarsi ci siamo, ecco, ci ecco. siamo, ci siamo. Buongiorno mister, grazie mille per aver 131. Buongiorno a voi. Allora, Davide Ballardini, ex mister del Cagliari, ma non solo, ecco, questa è la settimana di Cagliari-Genoa. Due squadre non casuali per lei, mister. Come vede un po' questa lotta a salvezza? Le chiedo innanzitutto come ha visto il Cagliari in queste 11 partite e un commento sulla prossima partita che sarà sabato alle ore 15 all'Unipol Domus. Il Cagliari sta facendo, a parer mio, il campionato che deve fare. Quindi al momento credo che sia in linea con le aspettative, perché ha fatto delle bellissime partite, magari altre meno, però credo che il Cagliari sia in linea. Il Genoa no, il Genoa era magari è stato costruito probabilmente per fare un campionato un po' più tranquillo, un campionato di metà classifica, e si ritrova in difficoltà, ma a parer mio la rosa del Genoa non è una rosa oggi i punti che ha in classifica non rispettano certamente il valore della rosa del Genoa, quindi sarà una partita equilibrata, il Cagliari gioca in casa, è una squadra collaudata perché ha dei giocatori di esperienza con altri ragazzi molto giovani e molto interessanti, quindi il Cagliari da una parte è così, ha fatto il cammino che doveva fare finora. Il Genoa viene da un momento di difficoltà, anche se nelle ultime partite hanno vinto, le ultime due hanno vinto a Sassuolo e sì, penso hanno vinto bene, e hanno pareggiato in casa con la Fiorentina, quindi una partita aperta. E sul fatto le chiedo, allora, innanzitutto se si aspettava un po' questo impatto da parte di mister Pisacane al debutto in Serie A, dopo che aveva fatto comunque bene sia da giocatore del Cagliari ovviamente, ma anche lo scorso anno con la primavera, con la vincita della Coppa Italia. Non è facile, lei lo sa bene, allenare in Serie A, però ha avuto comunque un impatto, magari meglio inizialmente, nelle ultime partite c'è stato un po' un calo, anche e soprattutto a livello di risultati, però diciamo il pareggio di Como ha comunque un valore importante per il campionato del Cagliari. Ma per me si è dimostrato all'altezza. Mi sembra di vedere un Cagliari che sa quello che deve fare, ha un'idea chiara, è una squadra che sa fare bene le due fasi di gioco, quindi a parer mio si è dimostrato all'altezza, si vede che c'è del lavoro dietro, e quindi quando tu ti presenti in Serie A facendo le partite che hai fatto, certamente hai delle capacità, ecco, quindi a parer mio insomma è stato molto bravo fino ad ora. Sul discorso del Genoa, visto che comunque è arrivato De Rossi, come sempre magari un cambio di allenatore crea comunque, diciamo che resetta tutto, toglie un po' degli equilibri che magari si erano creati a inizio campionato. Il Genoa ha trovato il pareggio con la Fiorentina, precedentemente aveva vinto in casa contro il Sassuolo, ma è una squadra che comunque, vedendo un po' i giocatori in campo, magari non ti aspetti che sia una squadra che faccia così tanta fatica. Ecco, De Rossi può essere la scelta giusta per un ambiente che lei conosce bene, un tifo caldo che comunque sta sempre a fianco alla squadra, ma che ovviamente se non si vedono i risultati bisogna comunque correre ai ripari, visto anche la tradizione del Genoa. Beh, adesso il Genoa nelle ultime due partite si presenta in campo in modo diverso. Prima giocavano 4-2-3-1, 4-3-3, adesso il Genoa gioca a Sassuolo, hanno giocato 3-5-2 e credo abbiano giocato allo stesso modo anche contro la Fiorentina. Sì.
E quindi adesso le cose sono cambiate, come ho detto prima, nelle ultime 2 partite hanno fatto 4 punti, ed è una squadra, come dicevamo, come dicevi anche tu, è una squadra che ha dei valori, perché ha dei giocatori di spessore, e quindi io credo che da qui in avanti il Genoa è una squadra che, così come l'abbiamo vista in campo nelle ultime 2 partite, è una squadra che mette in difficoltà tante squadre nel nostro campionato, quindi a parer mio adesso diciamo così, sono diventati una squadra più solida, che copre magari meglio il campo e con le qualità dei propri giocatori ti mette in difficoltà. Le chiedo un po', ritornando sul discorso Cagliari, in attacco, ecco, c'è questa, diciamo, difficoltà a segnare, è un po' una difficoltà che si vede in Serie A, perché se pensiamo a un giocatore come Lautaro Martinez che ha fatto appena 4 reti, lo stesso Leao, c'è un po' di difficoltà in generale in Serie A segnare, però nello specifico sul Cagliari è ovvio che l'infortunio di Belotti ha un po' cambiato anche le dinamiche là in avanti. C'è un Cagliari con Belotti e un Cagliari senza Belotti, e ora manca un riferimento, perché Borrelli comunque è un giocatore che ha bisogno magari di esperienza, Kilixoi non si è ancora ambientato, Esposito, ecco, è il grande dubbio, nel senso che non è una punta, è magari un trequartista, una seconda punta a supporto dell'attaccante, però a livello di gol, a livello realizzativo ha segnato appena una rete. È tutto normale? Ci sarà poi un'evoluzione oppure effettivamente manca qualcosa là davanti, secondo lei, mister? No, per me è adesso tutto normale, no, perché non fa piacere vedere insomma, tante partite che finiscono 0-0. Questo Sì. insomma, chi guarda la partita, insomma, vuole emozionarsi, vuole vedere occasioni da gol, vuole vedere gol, e nel nostro campionato che magari non abbiamo tantissimo talento là davanti, o meglio, alcune squadre hanno difficoltà a fare gol, e dall'altra parte i nostri allenatori sono straordinariamente bravi nell'insegnare la fase difensiva alla propria squadra, quindi detto questo, ecco, per me il Cagliari non è un problema così da sottolineare il fatto, insomma, che ci siano difficoltà a realizzare, perché è un problema che hanno, non dico tutte, ma quasi tutte le squadre del nostro campionato. Fra? Sì, mister, intanto buongiorno ovviamente. No, le chiedo, prima all'inizio della trasmissione si parlava anche della nazionale, della brutta sconfitta di ieri, del fatto che il calcio italiano stia vivendo probabilmente uno dei momenti più bui della sua storia recente. Chiedo a lei come si esce da questa situazione, perché sicuramente, come dicevamo prima, il fatto che in questo momento in nazionale ci siano giocatori che non sono titolari nel proprio club è certamente qualcosa che in Italia forse non è neanche mai successo. In passato non si riesce a valorizzare davvero i talenti che arrivano dal settore giovanile. C'è una presenza imponente di stranieri un po' ovunque, anche in quelli che erano i ruoli storicamente in cui l'Italia riusciva ad eccellere. Ecco, so che chiaramente non potrà dare una risposta unica ed esaustiva, però le chiedo come si può provare a uscire da questa situazione. Per me con le idee è il lavoro, perché i giocatori comunque all'altezza, i giocatori per competere noi li abbiamo. È chiaro che con le idee e il lavoro dobbiamo esaltare le qualità dei nostri giocatori. Non credo che noi, insomma, si sia così indietro rispetto
rispetto alla Norvegia, rispetto alle squadre magari che in Europa in questo momento, sì, magari non siamo all'altezza di Francia, non siamo all'altezza, non so, mettiamo Francia, mettiamoci la Germania, mettiamo, vabbè, la Spagna, ma non so quanti anni sono passati che abbiamo vinto il titolo europeo, adesso aiutatemi, quanti sono? 3, 4, 5 anni, non lo so. Quando 4 anni sono. 4 anni. Mancini. 4 anni abbiamo vinto con Mancini, Sì. Quindi a parer mio non siamo così in grossa difficoltà. È chiaro che bisogna che con le idee, con il lavoro, cerchiamo di essere competitivi, ecco, perché a parer mio non siamo così messi male come magari i risultati, l'ultimo risultato, diciamo così, ci dice. No, non la vedo così drammatica la situazione, anche perché, ripeto, per il mio, poi è successo in passato è successo che hanno giocato in nazionale dei giocatori che nel loro club facevano fatica a giocare, quindi è successo anche in passato e abbiamo comunque fatto dei risultati importanti. Quindi non vedo tutto nero, diciamo così. Però sicuramente qualcosa va fatto, questo senza alcun dubbio. Direi proprio di sì, perché ecco, noi abbiamo vinto un europeo giocando magari in un modo diverso da come l'Italia sta giocando adesso, e l'abbiamo vinto e ce lo siamo anche meritato. E non sono passati 20 anni da quella vittoria, sono passati, come avete detto voi, Sì, 2021 era. 2021, siamo nel 2025, non è che in 4 anni abbiamo perso tutto. È chiaro che bisogna che lavoriamo come sappiamo fare noi, con umiltà, con intelligenza e con tanto lavoro, noi torneremo ad essere competitivi. Mister, prima di salutarla è doveroso ricordare un po' le sue varie esperienze a Cagliari, però ecco che quell'annata, quel 2007-2008, tra l'altro abbiamo avuto da poco in diretta anche Geda che ha ricordato un po' quell'annata clamorosa dove ci fu un girone di ritorno storico, possiamo dire da questo punto di vista, un ricordo ecco di quell'annata, ecco diciamo che quell'annata che ha più caratterizzato un Cagliari che sembrava praticamente retrocesso, ma che poi aveva fatto un giro di ritorno clamoroso, e ricordiamo quella vittoria contro il Napoli che forse cambiò un po' tutta la stagione, mettiamola così. Sì, è vero, anche se a me non è che piaccia tanto ricordare, perché mi piace, insomma, sono anche sono un po' così introverso, allora queste cose così mi mettono quasi a disagio, ma è vero che noi nel girone di ritorno facemmo 32 punti, mi pare, Sì. perché il Cagliari finì l'andata a 10 punti, noi al girone di ritorno facemmo 32 punti, ed è verissimo che così la svolta fu proprio quella vittoria contro il Napoli in, non so, 3-4 minuti dall'1-0 si andò al 2-1, mi pare. Sì, 2-1, segnò Matri e Conti. Matri al 93esimo e Conti un minuto dopo. Conti un minuto dopo su una punizione esterna, laterale, mi pare. Esatto. Una punizione laterale, ecco, di Pasquale Foggia, ecco, adesso mi ricordo. E comunque quelli sono stati, insomma, è stata una cavalcata meravigliosa. Ma mi piace guardare oggi, pomeriggio, domani, domenica, perché ecco, voglio guardare in avanti, e mi piace guardare in avanti, e quello che è stato fatto è lì, e quindi quello è storia. Bravissimo, e allora quello è un momento meraviglioso che noi si passò insieme, ma guardiamo avanti con la luce negli occhi. A questo punto, mister, però le chiedo il suo futuro, cosa c'è nel suo futuro? Il mio futuro è
andare in giro a vedere gli allenamenti, perché c'è sempre questa passione, vedo tante partite in Italia e all'estero, io insieme ai miei collaboratori. Al momento il futuro nostro è questo, ecco, di guardare le partite, di vedere tante partite e di così seguire i colleghi che allenano, perché prendi così delle idee, prendi degli spunti da tutti, perché il livello è davvero alto e il calcio rispetto a qualche anno fa è cambiato tanto ed è bello studiarlo. Meglio o peggio secondo lei? O non c'è No. un meglio e un peggio? No, direi che c'è un'evoluzione. Il calcio è cambiato molto, il metodo così di allenare la squadra è cambiato, le richieste sono cambiate, quindi non c'è, come hai detto tu, non c'è un meglio e un peggio, è cambiato. Poi guardare indietro ti può servire, ma tutto si evolve, tutto va avanti ed è bello, come ti ho detto, è bello studiarlo, ecco, questo cambiamento. Perfetto, mister, noi le facciamo ovviamente il più grosso in bocca al lupo, speriamo di Grazie a averla voi. prossimamente Grazie a voi. anche in video, che ci farebbe anche piacere condividere un po' anche con i tanti tifosi che ci seguono qualche aneddoto. Comunque ci sentiremo prossimamente e grazie davvero Grazie a voi, per la sua grazie a voi, disponibilità, buona mister. giornata. Grazie, Grazie a voi. buongiorno. Saluto. Ecco, aspetta. Qui devo far tutto. Ok, eccomi qua di nuovo. Perfetto. Eccolo. Eccoci qua. Insomma, si è sentito bene, sì. Sì, abbastanza, sì. Abbastanza bene, come sempre, siamo riusciti a portarla L'abbiamo sfangata. a casa, nonostante il lunedì, come giustamente Fabrizio dice, un normale lunedì di Buongiorno 131. Esatto. E lunedì è StreamYard lo sa. Lo sa, ricordate, esatto. no? Che Il poi discorso l'abbiamo è- fatto lavorare anche questi giorni. Non ho capito perché di lunedì si deve svegliare così. Perché lunedì tutti lo fanno lavorare, il solito discorso. Ah, è vero, aumenta il traffico e quindi chiaramente rimane spiazzato e decide Esatto. così. Esatto, assolutamente sì. Va bene, dai, direi che comunque abbiamo avuto due begli ospiti per iniziare al meglio la settimana, una settimana importante su tutto il fronte dello sport sardo, perché il weekend è stato un weekend importante. Intanto c'è stato il ritorno in panchina, proprio in campo, di Alfonso Greco con la Torres a Sassari 1-1 contro il Perugia, che scusate, che avrà scontentato sicuramente qualcuno che pensava che la Torres dovesse vincere 4-0, ma vabbè, questo è un altro discorso, ma si sono visti dei segnali importanti di risposta al primo gol di Starita, ma non soltanto, un po' più di compattezza, ecco, da parte della squadra rossoblu, che è chiamata a una rincorsa importante in classifica. Non sarà semplice, ma io credo che per quanto ho visto sabato Greco possa effettivamente risvegliare un po' quell'orgoglio, anche quella serenità che effettivamente è mancata in questo inizio di stagione in casa Torres. Poi ieri c'è stata la vittoria, la prima vittoria di Mrsic sulla panchina della Dinamo in casa contro Trento, vittoria di misura 89-88, una di quelle vittorie sul filo che di probabilmente, sì, forse era anche quello che serviva a questa Dinamo, perché per l'ennesima volta era arrivata punto a punto a fine match, ma finora le aveva sempre perse quelle partite là. Invece vincere contro Trento, che tra l'altro è una oramai delle realtà più consolidate della Serie A di basket italiano, è sicuramente una bella risposta. Poi abbiamo detto del Budoni quinto in classifica in Serie D, ma ieri insomma c'è stato, oltre alla sconfitta di misura del COS a Nocera contro la Nocerina, in rimonta con salvataggio incredibile del portiere della Nocerina per l'ultimo momento, che sarebbe stato un pareggio d'oro per la squadra di Francesco Loi. C'è stato anche il derby di Olbia tra Olbia e Monastir, vinto 2-1
dai campidanesi, dai ragazzi di Marcello Angeleddu, ma soprattutto ci sono state le parole di Daniele Ragazzu, Roberto Bianco e del preparatore dei portieri Fabrizio Carafa in sala stampa, che hanno detto l'Olbia si ferma fino a che non arriveranno risposte serie da parte della dirigenza del club. Domani ne parleremo con Elena Giagnoni, magari anche con qualche altro ospite. Stiamo lavorando per provare ad avere qualcuno sia o della squadra o comunque della società qui ospite, perché chiaramente è uno dei temi cardine di questa stagione, secondo me, dello sport sardo, ed è giusto provare a capire e a farci raccontare da chi c'è dentro appunto come stanno andando le cose. Alessandro ci chiede se su Djuric c'è qualcosa, ce l'ha chiesto anche prima. Io non so chi abbia messo in giro la voce di Djuric per il Cagliari. Io personalmente non so nulla riguardo Djuric. Mi sembrerebbe anche un po' strano, sinceramente, che il Cagliari vada a prendere Djuric, 35 anni, 36 a maggio, avendo già Pavoletti, avendo sì. Borrelli come giocatore di grande fisicità. Mi aspetto più un altro tipo di giocatore, se proprio mi aspetto che il Cagliari faccia qualcosa a gennaio, ecco, ma non probabilmente con Djuric. Poi magari mi sbaglio, però credo che le mire siano altre, sinceramente, in questo. Ma magari uno che sia un po' più propenso al gol, magari che si faccia meno male, visto che viene anche da diversi infortuni. Sì, età, tendenza all'infortunio, sotto porta, insomma, non dovrebbero essere queste le caratteristiche cercate. Non credo che possa cambiare granché in questo momento assolutamente. la situazione, ecco, diciamo così. Questo è e niente, quindi insomma, domani parleremo un po' anche di Olbia, ripeto. Poi chiaramente il fine settimana, cioè negli ultimi giorni della settimana, ci avvicineremo sempre di più a questo Cagliari-Genoa. Va bene? Stasera non c'è Cagliari Social Arena, ricordiamolo ancora una volta, visto che non si gioca, quindi l'appuntamento sarà direttamente lunedì prossimo. Sì, adesso poi fino a marzo non ci sarà più nessuno stop, a meno che il Cagliari non giocherà di lunedì, ma mi pare che fino alla 22esima non l'ho rivisto di lunedì, quindi sarà in maniera continuativa. Questo perché da qui a marzo non ci saranno, tra l'altro, finite le pause nazionali, quindi ci sarà direttamente quella di marzo, e tra l'altro mi pare che solo a febbraio per una settimana non ci sono le coppe, perché inizia sempre però per il Cagliari, diciamo, non è interessato da questo punto di vista. Questa è una settimana importante per capire anche se recupererà un giocatore come De Iola, che comunque manca a questo Cagliari, quindi vediamo se questa pausa sarà riuscita a velocizzare su Holland al Cagliari. Questa è una trattativa nascosta, ragazzi, non incominciamo a svelare gli altarini. È una trattativa sotto traccia. Sì. Talmente sotto traccia che non si vede. Sotto multitraccia. Sì. Va bene. Che dire? Ci vediamo domani, ragazzi. Ci vediamo domani. Chiaramente. Mi raccomando, segnatevi le cose del fantacalcio. Una cosa importante. Non so che volevi dire quello. Sì, no. Esatto. Devo dire, siamo in piena settimana per gli abbonati. Per chi non è abbonato, avete ancora la possibilità di abbonarvi e di inserire, di cambiare, fare fino a 5 cambi, visto i tanti infortuni, perché nel frattempo si è infortunato anche Holm. Tra l'altro, l'ultima news pare che Vlahovic non ce la faccia nella sfida tra Fiorentina e Juventus, e qui bisogna capire quanto è da una parte l'infortunio e quanto il fatto di non giocare con la Fiorentina. E tra l'altro ci sono tante situazioni in divenire, c'è il rischio comunque che ci siano nuovi infortunati, perché ahimè ci sarà ancora tra oggi e domani e mercoledì un'altra 3 giorni di nazionali, speriamo bene. Quindi ricordatevi, se volete fare il mercato, abbonatevi, si parte da 0,99, quindi meno di €1, dove avete la possibilità di essere inseriti anche nel canale Telegram sempre più attivo, dove si parla di Cagliari, di Torres, di sport, di calcio, in genere di tutto, ovviamente anche di fantacalcio, dove io vi do i consigli, insomma, quello che si può fare a livello di mercato, e ovviamente è anche un supporto per tutto quello che stiamo facendo con Buongiorno 131, con tutto quello che conoscete bene di 131.
Se volete siamo qua, basterà cliccare là sotto. E tra l'altro, ecco, altra cosa importante, nel sito c'è la possibilità anche di fare le donazioni, in home page c'è la possibilità tramite PayPal, quindi anche lì se avete qualcuno piacere... ha già donato, ringraziamo soprattutto chi ha donato tanto, perché Grazie. oggi c'è stata una donazione importante, quindi ringraziamo. Seguite l'esempio, mi viene da dire. Esatto, Da quel punto lo di stesso era Luca. Esatto. Perfetto, va bene. Abbiamo detto, mi pare che abbiamo detto tutto. Ci vediamo domani mattina con 2 nuovi ospiti. Quindi uno l'hai già spoilerato. Però vediamo un po'. E l'altro è uno sport particolare, dai. Amico di Luca Di Leonardo. Storico. Esatto. Sì, che non vado a dare dal 15-18. Esatto, PayPal. Perché hai detto PayPal? Ho detto PayPal. Ah, vabbè, Sì. scusate, vabbè, PayPal ragazzi, McCartney. PayPal Perché poi la gente McCartney. va a pagare gente che si chiama Paolo, che si chiama Paul, invece no, PayPal, così paga a Paul noi. Sherry. Esatto, PayPal. Esatto. Pay 131, please. Esatto. Esatto. Ci manca solo impelagarci in un'attività di criptovalute, di pagamenti online, guarda, ci manca effettivamente quello per A quel punto continuare a complicarci la vita. Come si dice? Siamo a cavallo a quel punto? Non si dice Sì, cavallo. a quel punto ci affidiamo direttamente a Roberto Garau, ce lo chiamiamo, cioè Roby, siamo tutti tuoi, pensa tu a Pensaci noi, tu. ecco. Esatto. Va bene, ragazzi, Ci aggiorniamo domani. Buona giornata. adios. State bene. 131 ci hanno tanti articoli, quindi andate a leggere, poi fate quella donazione. Lì in alto c'è il banner, clic e fate su PayPal. Esatto. Va bene? Ciao. Così? Ciao. Sigla. Domani. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.